Io auguro a tutti gli abitanti della nostra realtà veneta che immergerci ancora una volta nel dono di amore che Gesù ci fa morendo sulla croce, inchiodando sulla croce i nostri peccati, le nostre fragilità, rappresenti un soprassalto e una resurrezione nella nostra vita quotidiana, nel modo di vivere gli affetti, il lavoro, nel modo di riposare, di accogliere gli altri, di fare spazio alla vita. Insomma, che questa Pasqua sia una occasione di riscoperta della bellezza di essere uomini e donne nel nostro tempo, della bellezza di mettere al mondo i figli e di crescerli, della bellezza di saper accogliere e condividere chi è nel bisogno. Penso a chi perde il lavoro, penso ai migranti, penso a chi è nel dolore, penso in questo momento a chi è negli ospedali, penso a chi sta soffrendo un lutto. E Gesù, che ha vinto la morte, nella sua morte ci dice il sì di Dio alla vita. Noi siamo destinati realmente alla vita eterna, alla vita vera. Per poter fare l'esperienza di questo bisogna però guardare in faccia fino in fondo Gesù crocifisso in questi giorni. Quindi il mio augurio è che la fede che ha caratterizzato e caratterizza ancora la storia della grande maggioranza dei veneti ritorni ad essere un punto di riferimento per la vita di ciascuno e di tutti.